partner dei protagonisti dell'ortofrutta è il CSO, il Centro Servizi Ortofrutticoli. Al mio fianco il Cavalier Paolo Bruni, presidente di CSO, che ha avuto l'onore un po' di condurre proprio la parte dedicata alle premiazioni di questi 10 protagonisti dell'ortofrutta. Allora, Cavalier Bruni, questa è un'occasione però anche per fare il punto della situazione, di quelli che sono i temi un po' sul tavolo di questo settore. Quali possono essere? Beh, sono quelli che sono emersi nelle premiazioni dei 10 protagonisti dell'ortofrutta italiana del 2018, che vengono premiati all'inizio del 2019, come facciamo da 7 anni, e se andiamo a vedere le motivazioni di questi premi a questi 10 protagonisti o rappresentanti delle 10 aziende protagoniste, troviamo sicuramente innovazione, ricerca, sostenibilità, attenzione all'ambiente. Queste sono certamente le parole chiave di una rinnovata attenzione della frutticoltura italiana verso il consumatore, verso il mercato. Certamente però per riuscire a continuare a crescere questo settore ha bisogno anche di migliorare la competitività rispetto al resto del mondo, perché come è emerso noi facciamo tante cose buone e giuste, ma ci dobbiamo confrontare con produzioni magari provenienti dall'altra parte dell'oceano che non rispettano questi stessi valori ma arrivano equamente sugli stessi scaffali dove arrivano i nostri prodotti. Questa diventa la vera battaglia del futuro, cioè come combinare tutte queste cose così ben fatte che fa il frutticoltore italiano con una competizione sempre più agguerrita che c'è proveniente da tutti i mercati del mondo. Questo è il vero tema del domani. In una parola sola direi che il nostro settore, quello ortofrutticolo, sta andando benino, ma con un più attenzione anche da parte della politica e delle istituzioni potrebbe andare ancora meglio. Una filiera complessa, l'abbiamo capito, che però non può non tener conto del consumatore, cioè di quello che il consumatore vuole. E oggi che cosa chiede? Beh, chiede proprio quei valori che abbiamo qui elencato. Forse stiamo continuando a dare un'eccessiva importanza al fattore prezzo, perché sempre ci accaniamo a voler dire che la frutta o la verdura debba costare poco. Siamo qui nel Veneto, nella patria del radicchio tardivo di Treviso, che costa tutt'altro che poco. È uno di quei prodotti che ha un valore aggiunto notevole, che ha fatto anche la ricchezza di questo territorio proprio per il suo valore. Però mi pare che sia altamente richiesto dal consumatore. Il radicchio tardivo di Treviso è la prova vivente che non è vero che è una questione solo di prezzo, è una questione di bontà, di caratteristiche organolettiche, di rispetto dell'ambiente, del saper fare da parte del frutticoltore che il consumatore capisce e che vuole portare sulla propria tavola. Quindi cerchiamo di cominciare a guardare maggiormente al contenuto intrinseco di un prodotto e non solo al cartellino del prezzo, perché non sempre spendere meno significa fare un buon affare. Ci stiamo preparando per un altro appuntamento fondamentale per il settore ortofrutticolo, che è Fruit Logistica. Avete le valigie pronte? Sì, beh, oramai siamo prossimi alla partenza per il CSO Italy, che da 16 anni dei 20 anni che è costituito organizza la Piazza Italia a Berlino, con molti protagonisti tra i propri soci che vengono in questa collettiva italiana che CSO Italy assieme a Fruit Imprese, Italia Ortofrutte e AICE organizza a Berlino. Conta anche quest'anno di fare un ottimo lavoro nell'incrociare la produzione con i buyer, certamente tedeschi perché siamo a Berlino, ma sappiamo che i buyer presenti alla Fruit Logistica di Berlino sono i buyer di tutto il mondo, quindi auguriamoci di fare buone vendite per il futuro e per il successo dell'ortofrutta italiana. Grazie al Cavalier Paolo Bruni, quindi ci vedremo a Fruit Logistica di Berlino, amici, e qui dal Molino Stucchi, dai protagonisti dell'ortofrutta è tutto, la linea torna allo studio.